Nello scorso episodio avevamo iniziato i due progetti, questa volta riprendiamo dal nostro progetto segreto e vediamo come fissare appunto i pali di sostegno. Adesso con un paio di fili già pronti andremo a legare questo palo, che è quello che avete visto di sostegno. Lo andremo a legare e fissare in modo che non possa scappare durante i tragitti. Andrà fissato qui, lì e lì, in modo che appunto sia un palo ben fermo. Magari per fissarlo usiamo il doppio nodo e lo facciamo passare in questa maniera e poi lo leghiamo. Questo lavoro può sembrare una cosa estremamente noiosa e da fare velocemente. Invece è tutto il contrario, perché da questa dipenderà l'intero futuro di questo presepe. Se i nodi saranno fatti male o in maniera approssimativa, preparatevi alla disfatta, perché al primo movimento, soprattutto questa è una struttura che dovrà viaggiare molto, quindi tenetelo presente, in conto, quindi al primo movimento rischia di cadere tutto e tanto vale che non facciate niente. Quindi ricordatevi di legare bene tutte le parti. Bene, adesso invece ci trasferiamo a Brusegana, dove avevamo lasciato l'altro progetto in sospeso. Andiamo a vedere come si fa una struttura. Nel piazzare i pali massima precisione, perché appunto da questo dipenderà tutto il tetto e il resto degli aspetti del presepe. Quindi precisione e cercate dei pali buoni, non scarsi. Ecco qua la struttura. Abbiamo dei pali in bambù conficcati sul terreno. Ora bisogna appiattire questo terreno con forza, ad esempio con una mazzetta, per poter bilanciare i pali che sosterranno l'intera struttura, che è tutta in bambù eccetto appunto la copertura che è in plastica. In seguito posizioneremo sotto la copertura in plastica un ombreggiante fatto in cannito, mentre adesso, secondo il nostro progetto, iniziamo dalla parte finale per poi portarci a quella iniziale. Stavamo dicendo di appunto comprimere la terra in modo da rendere il palo più robusto, quindi con un martello andiamo appunto a battere il terreno attorno. In questo modo vediamo appunto che si abbassa e poi lo compensiamo con dell'altro terreno in modo che il palo sia molto fermo. Vediamo che dove è caduto c'è una specie di buca che si è formata.